consigli dagli esperti. Iniziamo chiacchierando. Buona giornata. Con noi c'è Damarie Feltracco. Abbiamo il piacere di avere con lei la sua prima intervista televisiva. Si presenta, devo dire, con un bel biglietto da visita perché arriva qua quale manager della felicità. Così mediaticamente è stata definita. Il merito è di Velvet Media, grossa azienda di comunicazione di Castelfranco Veneto, insomma, che l'ha reclutata per riuscire evidentemente a migliorare il clima aziendale. La nostra ospite è psicologa e psicoterapeuta clinica e di comunità. Ecco, partirei da qua, perché detta così viene da pensare, cioè, è difficile lavorare alla Velvet. Certo. No, certo, spero di no, perché per reclutare una psicoterapeuta clinica noi pensiamo a un'agenzia di comunicazione come un luogo, insomma, vivace, creativo, pieno di effervescenza. Sicuramente Velvet Media è un'azienda innovativa, giovane, un'azienda vivace, un'azienda giovane e allo stesso tempo la mia professionalità ha incontrato loro in quello che è proprio l'incontro autentico con le persone che lavorano lì. Quindi è stato mettere in gioco professionalità diverse per rendere comunque un ambiente molto più sereno, molto più armonico e permettere proprio ai ragazzi di viversi, di poter esprimersi ancora più liberamente e con più consapevolezza di sé. Ma se c'è bisogno di un manager della felicità in azienda, verrebbe da pensare che l'azienda è un luogo di infelicità? Allora, l'equazione è semplice. Certo, però allo stesso tempo mi viene da dire che parliamo di un'azienda di creatività, un'azienda in cui è necessario prendere decisioni lucide e immediate, un'azienda in cui le persone sono proprio in gioco in prima persona e quindi quello che è stato pensato per loro è stato proprio un supporto anche per le cose che funzionano, per le cose che sono belle dell'azienda e quindi un gruppo, un team, ci sono collaboratori, no? Ci sono proprio tavoli di lavoro mi viene da dire e quindi il supporto alle loro attività e alle loro risorse che sono già messe in gioco è importante. Si può fare un salto, come posso dire, di qualità nell'affrontare il problema, cioè esulando dal caso Velvet, ma viene facilmente da chiedersi se c'è bisogno di un manager della felicità in un'azienda di comunicazione, cioè in una catena di montaggio, è un po' più pesante. Certo. Ed è per arrivare a chiedere, il luogo di lavoro è un luogo in cui si produce felicità o infelicità? Io credo che il progetto mira proprio a garantire, no? A promuovere per questi ragazzi felicità. Quanto sia importante anche un sorriso, no? Che diventa contagioso. Io credo che il sorriso sia contagioso sia in Velvet sia in una catena di montaggio. L'affrontare comunque una giornata lavorativa, no? Con tempi, con scadenze, con orari, con pause che possono essere o meno concesse. Però si parla di una felicità sia personale ma anche di gruppo, quindi un aspetto anche di reciproco aiuto, di sostegno, di possibilità, no? di fare anche quel sacrificio in più per ottenere comunque una produttività di un certo tipo. Nel comunicato si legge, tra le altre cose, Bassel Bakdunes, che è l'amministratore, giovane imprenditore, insomma, da lui è nato il fenomeno Velvet, si ispira al rock and roll. Sì. Che significa portare il rock and roll in azienda? Significa dar quel tocco di differenza, significa portare quell'aspetto proprio che caratterizza, no? Il titolare di questa azienda ed è la cosa che si respira in Velvet. Ognuno ha i propri vissuti, la propria vita, i propri gusti, le proprie ambizioni, le proprie speranze e lì vengono portate così come sono. Si punta a incoraggiare i punti di forza e a non sminuire le debolezze, no? Anche quella che può essere un'insicurezza viene valorizzata proprio per non avere la situazione di sentirsi, no, in secondo piano oppure non aver quella possibilità di esprimere ciò che si è. In rock and roll, nel titolare di questa azienda, esprime chi è lui. Quindi definire rock and roll credo sia difficile per chiunque, no? E quindi forse è difficile definire la figura di questo titolare così particolare, però la parola dice tutto.
E lei cosa farà in azienda? Cioè, lei arriva la mattina, non lo so, lei ha anche una sua attività, quindi Certo, immagino ho sia uno studio privato, quindi un'attività è di una consulenza. sì. Beh, ma facciamo un giorno tipo. Lei Ecco, arriva e che fa? allora i ragazzi intanto hanno la possibilità di prenotarsi via mail l'appuntamento con me, quindi 2 volte alla settimana sono presente in azienda, quindi tutto in termini di riservatezza e privacy, Certo. proprio per garantire anche il mio contributo e il mio supporto, insomma, professionale. Lo spazio è stato debitamente schermato proprio per garantire questo spazio. Il confessionale come, un come va di moda adesso, sì, insomma. sì, viene definito anche confessionale, ma io preferisco proprio definirlo quasi il polmone all'interno dell'azienda, no? Quel luogo neutro in cui il dipendente può lasciare la propria scrivania e prendersi quel tempo per riflettere, no? su cosa sta facendo al lavoro, su quali sono le emozioni che sta provando, su quelle che sono le problematicità o criticità, insomma, della situazione, e allo stesso tempo la possibilità anche di valutare quelle che sono le possibilità di non creare l'attrito, no? La gestione di quella particolare ansia che è dovuta anche alla scadenza, comunque alla richiesta dei clienti, perché non dimentichiamo che è un supporto che viene dato al dipendente sia per lavorare con i collaboratori, sia per avere comunque un riscontro nei confronti dei responsabili, sia la gestione proprio del cliente, quindi della richiesta che il cliente può fare al dipendente, no? C'è anche un rapporto proprio diretto che il videomaker o comunque, no, chi si occupa del web marketing deve avere verso il cliente. Ecco, ma il suo intervento sarà individuale o prevede anche dei momenti di gruppo, di team, come si usa dire? Allora, in questo momento stiamo facendo quelli che sono dei colloqui individuali, però giustamente proprio per garantire la privacy è stato pensato anche è stata pensata una metodologia per cui sono garantiti dei colloqui a cui liberamente il dipendente può accedere, quindi può anche rifiutarsi. Allo stesso tempo, per quelli che possono essere magari degli spazi non utilizzati, abbiamo pensato proprio a dei piccoli laboratori in team per andare ad analizzare proprio i gruppi che funzionano, quindi andare a vedere cosa effettivamente viene proprio condiviso, viene costruito assieme, no? dai vari collaboratori per riproporlo in altre situazioni, e allo stesso tempo il fatto di creare dei piccoli laboratori invece per affrontare quelle che sono le difficoltà o criticità legate proprio a personalità magari differenti o comunque caratteri che difficilmente magari riescono a trovare quell'equilibrio o comunque quella collaborazione più fluida. Detta così, sembra un po' però il supporto che si ha nelle scuole. Anche a scuola oggi c'è il supporto psicologico. Io credo che se ci mettiamo un attimo a riflettere, no, su qualsiasi età evolutiva o comunque su qualsiasi periodo di vita, perché non togliere questa possibilità di supporto? Allora, figuriamoci. C'è molto l'idea, no, dello stigma forse dello psicologo, dello psicoterapeuta. Anche all'inizio si parlava del fatto ma allora stiamo bene o stiamo male, no? Siamo felici o non siamo felici? Però io credo che sia proprio importante anche entrare in questa dimensione diversa, di riflettere sull'importanza di andare a guardare le relazioni e a dare proprio anche quella che è un nuovo modo di guardare l'altro, no? Che non deve essere legato esclusivamente alla difficoltà, non deve essere legato esclusivamente al malessere, no? Ma anche proprio alla promozione del benessere. In questo senso credo che perché nelle scuole viene fatto, perché non proporlo anche nelle aziende, perché non proporlo nelle case di riposo, perché non proporlo, no, a qualsiasi età. Io credo che le persone abbiano il piacere. Ma perché per voi psicologi la società è malata? Ma in realtà la società non è malata, la società è viva. E quindi nel momento in cui la società è viva ci sono aspetti positivi e negativi che noi viviamo.
Poi sta a noi capire come gestirli e cosa vogliamo farne, no? Ma non c'è un rischio in tutto questo che alla fine l'azienda diventi la mamma, cioè in cui uno tutto sommato si sente coccolato e invece la vita è altro? Cioè, sì, probabilmente una anche funzione quello, di maternage c'è. Sono d'accordo con lei, nel senso che credo faccia parte anche proprio del lavoro anche psicoterapico, ma in azienda non possiamo parlare di psicoterapia, no? Non sarebbe fattibile. Però io credo che ci sia proprio quell'attenzione, no? Quello sguardo, quella possibilità di apertura, quella possibilità anche di guardare al cambiamento, che sì, forse tutte le mamme hanno, ma forse anche tutti i papà, ma forse anche tutte le persone che hanno un rapporto, no, affettivo e autentico hanno verso l'altro. concludo con una domanda che sembra difficile, ma in questo non sente il rischio di diventare una rotella del sistema capitalistico? Non capisco del tutto la domanda, forse. Voglio dire, spesso il fatto di stare bene in azienda viene visto più dal punto di vista della produzione piuttosto che dal punto di vista del benessere individuale. Certo, è un'attività che è comunque stata promossa dall'azienda per ottenere comunque una maggiore produttività. Stiamo parlando di un'azienda, stiamo parlando di dipendenti, no? Il gioco è chiaro però. Certo, questo è comunque messo all'interno del progetto, ci si aspetta comunque un risultato, però allo stesso tempo ci sono le persone e quindi questo per me è il primo. È una bella sfida. Sì, una sfida molto grande, molto impegnativa. Ripeto, io ho uno studio privato, quindi si parte da una dimensione differente, no? Un rapporto a 2 e invece in azienda sono 130 dipendenti e stanno aumentando. Ci sono persone che sono lì da più tempo, ci sono stagisti e quindi esigenze e modalità, no, di incontro differente. È una sfida, questo sì, è una sfida. Buon lavoro. Grazie. Anche per aver accettato questa conversazione, devo dire la novità va ascritta al merito di Velvet Media, questa azienda di comunicazione importante di Castelfranco con un forte budget in espansione per quanto riguarda il fatturato, e quindi il fatto che si preoccupi anche del benessere psicologico dei dipendenti è sicuramente una nota di merito. La sfida è aperta, vediamo dove andrà a finire. Grazie ad Annemarie Feltracco, Grazie. Definita manager della felicità, professionalmente psicologa e psicoterapeuta. Buon lavoro ancora. Grazie. Alla prossima.